Buonasera e benvenuti a questa puntata di Monday Basket. Come vedete, i tre moschettieri sono diventati due. Matteo questa sera purtroppo non potrà essere con noi. È anche la prima puntata che parla di Monday Basket. Diciamo che un po' di ferie se le è meritate. Io do il ben ritrovato questa sera a Giovanni Pellecchia. Ciao Gio. Ciao Gio, buonasera a tutti. E Gio, avremo tanto di cui parlare, sono ripresi anche altri tre campionati che sono il campionato di C-Silver, quello di Serie D e anche la B femminile. L'abbiamo detto tante volte nel corso di queste settimane, di questa edizione di Monday Basket, anche della passata stagione. Aspettavamo da tanto tempo che tornasse il basket, adesso Gio che sono tornati anche altri tre campionati che sono tornati da tantissimo tempo, possiamo davvero dire che il basket veneto è davvero tornato. Eh sì, siamo tornati in pompa magna. I campionati che sono scesi in campo nel fine settimana, come la C-Silver e la Serie D, ricordiamo che erano 20 mesi che non scendevano in campo. Dunque, ai campionati che invece già stavano giocando, quindi la C Gold, in tutti, che addirittura la terza giornata, insomma, io partirei come al solito dai campionati maschili, quindi dalla C Gold. Prima però facciamo un po' la panoramica di quello che è successo anche nei campionati nazionali. Gio, tu sei ferrato, diciamo, il nostro esperto della B maschile, allora se vuoi darci una panoramica su quello che è successo in questo weekend nel terzo campionato nazionale maschile. Sì, delle 5 formazioni venete che partecipano alla Serie B All the Wild West quest'anno, c'è la piacevole sorpresa, anche in questo Monday Basket ha portato bene perché Gemini Mestre ha conquistato la terza vittoria consecutiva, che la issa a un primo posto meritato quanto forse inaspettato all'inizio della stagione, e primo posto che in questo momento condivide con Bergamo, che invece era diciamo, la favorita annunciata della vigilia. Delle altre venete ha vinto la Rucker San Vendemiano, ha vinto il derby con Virtus Padova, e ottima prestazione di Vedovato, che tra l'altro è un giocatore padovano, 23 punti e 18 rimbalzi. Rucker, che quindi conquista la seconda vittoria consecutiva, aveva perso solo all'esordio, e Virtus invece che inanella la terza sconfitta consecutiva, che quindi la colloca in questo momento in fondo alla classifica. E sconfitte amare invece per Vicenza e Jesolo in casa, e Vicenza sul campo di Fiorenzuola, che si sta rivelando forse più attrezzata di quanto magari venisse accreditata. Per quanto riguarda invece gli altri campionati nazionali maschile, non siamo andati tanto meglio purtroppo, perché in Serie A1 insomma Venezia ha preso una brutta batosta però su un campo ostico come quello dell'Olimpia Milano, ha perso la seconda partita consecutiva anche Treviso, che dopo l'ottimo inizio stagionale viene da una sconfitta contro Napoli e poi ha perso anche questa settimana in casa contro Sassari. Vedremo se sarà in grado di rifarsi in Europa. E in A2 perde anche allo scadere la Tezenis Verona in trasferta contro il Cento. Fatta questa, diciamo, panoramica dei campionati nazionali, è arrivato il momento un po' di arrivare a noi, arrivare al succo, arrivare a quello che sono i nostri campionati regionali, partendo dalla C-Gold, dove adesso vedete i risultati in grafica. Con Droipo siamo alla terza giornata, che perde in casa di misura di 4 punti contro Montebelluna 68-64, Trieste che batte Oderzo 65-58, la corazzata Unione Basket Padova che vince ancora una volta soffrendo in trasferta contro Leoncino 77-76, la Cestistica Verona che raggiunge la prima vittoria stagionale contro Mirano 79-67, Bassano che perde contro San Donà 91-74, Murano che perde in casa contro Trieste 80-77 e The Team Riese che perde anch'essa in casa contro il Basket Piani Junior Bolzano 72-69. Qui possiamo vedere anche la classifica con Padova che è in testa, seguita da Trieste, Bolzano, Codroipo e poi via via tutte le altre. Con la classifica non è ancora aggiornata perché Non è Verona, come aggiornata. detto, ha battuto nello scontro salvezza, potremmo dire, Milano. Torno da te, Gio, per una
panoramica di quello che è successo in questo campionato di Cigol, dopo che abbiamo appunto elencato tutti i risultati. Sì, facevi giustamente notare, la classifica purtroppo non era aggiornata perché dopo le prime 3 giornate a punteggio pieno ci sono, oltre all'UBP, di cui hai giustamente parlato, anche le sorprese Piani Junior Bolzano, che è una squadra che noi seguiamo già da un paio d'anni, che è una squadra molto giovane, su un'ossatura che, come ricorderai, visto che le abbiamo presentate assieme, aveva fatto le finali regionali Under 19 3 anni or sono, e assieme a loro la matricola, che però matricola non può essere considerata, del PUS Trieste. Queste sono le 3 squadre a punteggio pieno. Tutte e 3, tra l'altro, se ritorni un attimo alla grafica dei risultati, nell'ultimo turno hanno vinto con un solo canestro di scarto, quindi l'UBP sul campo del Leoncino per 1 punto, le altre 2 per 3 punti, quindi diciamo un possesso pieno. E questa è a testimonianza del livello assoluto, dell'equilibrio assoluto che regna in questo campionato, perché se pensiamo che 2 di queste vittorie, cioè quella di Trieste sul campo di Murano e quella della stessa UBP sul campo del Leoncino, sono avvenute con squadre che sono in questo momento tra quelli in fondo alla classifica. Con Gio, in questo campionato abbiamo detto tante volte durante queste puntate di Monday Basket, anche nei fuori onda, l'Unione Basket Padova è un po' la corazzata di questa categoria, però non ci siamo mai soffermati su quello che possono essere le seconde squadre, quelle che possono andare a dar fastidio all'Unione Basket Padova. Secondo te quali possono essere queste squadre? Io vedo un Tandona che c'è stata una ripescata che sta andando molto bene. Insomma, che giudizio dai a questo inizio di stagione e quali possono essere, quale può essere l'evolversi di questo campionato? Allora, secondo me è un campionato molto equilibrato, forse a parte diciamo UBP, magari non c'è la regina assoluta come potevano esserci stati nelle ultime stagioni. UBP è sicuramente una squadra strutturata bene, con giocatori di esperienza, con un allenatore molto bravo e preparato che questa categoria la conosce bene, come Fabio Volpato. Finora forse ha sofferto più del previsto perché, come sottolineava lo stesso coach dopo la partita di Mestre di sabato sera, ha trovato delle squadre con cui si accoppiava male fisicamente, cioè squadre senza lunghi e che quindi mettevano sotto il povero centro Michele Benfatto, che comunque ha fatto egregiamente il suo dovere. Come diciamo tu dicevi, come possibili rivali, io continuo a dire che secondo me, per come è stata pensata e strutturata, Montebelluna è una squadra veramente quadrata. Ricordiamo che Montebelluna ha vinto 2 gare su 2, ma deve sempre recuperare la partita, diciamo, inaugurale sul campo del Leoncino, che era stata rinviata per il primo caso di Covid. Altre squadre attrezzate non conosco così bene, ma sicuramente hanno dimostrato fin qui le 2 triestine, Jadran, che è una vecchia conoscenza, e FUS invece, che come dicevo è una matricola, ma solo nominalmente, perché poi schiera giocatori come Daniello, che ha lunghi trascorsi in Serie B, tra cui anche a Padova, e la stessa Oderzo, che pure in questo momento appare un po' attardata. Tra l'altro, a proposito di Daniello, se non ricordo male, questa settimana è stato il miglior realizzatore con 33 punti, mi sembra, della giornata. Io faccio una parentesi per quanto riguarda il campionato di Cigol, guardando un po' anche casa mia e parlando della cestistica Verona, che in settimana scorsa chiaramente ha fatto un acquisto comunque importante, perché ha acquistato, scusate, un po' quello che gli mancava nel corso di questo inizio di stagione, ovvero un lungo, tra l'altro anche americano, che già la prima giornata contro Milano ha fatto la differenza con i suoi 22 punti, regalando il primo successo in una partita molto importante, nonostante sia ancora all'inizio della stagione, per la cestistica d'Or. Diciamo uno scontro salvezza, nonostante appunto, come dicevo, siamo alla terza giornata, 22 punti, un bel esordio positivo con la maglia della formazione biancorossa, che era partita un po' col freno a mano tirato, che comunque sembra per essersi un po' ripresa, almeno per l'ultima prova mostrata contro Mirano. Passiamo diciamo, al secondo campionato maschile veneto, che è l'AC Silver.
dove possiamo vedere i risultati. Chiaramente qui ci sono due gironi. Partiamo dal girone est, che vede Pieve battere Venezia 76-73, Conegliano che batte Ormelle 78-68, Feltre che batte 81-68 Litorale Nord, Spresiano che perde in casa contro Caorle 68-60. Prima di passare diciamo, ai risultati dell'altro girone, qui dobbiamo soffermarci assolutamente perché è tornato il campionato di C-Silver, subito con delle partite anche abbastanza tirate. Di cosa ci possiamo aspettare da questa stagione, già con questa nuova forma dei ormai nuova da un certo punto di vista, perché siamo sempre stati abituati a vedere il girone unico, adesso ormai con il Covid già l'anno scorso siamo abituati a vedere i due gironi come in questo caso, quindi cosa ci aspettiamo da questo campionato di Silver, no? La formula dei due gironi secondo me rende tutte le partite decisive fondamentalmente. Tra l'altro si tratta spesso anche di derby, quindi questo accresce ulteriormente il valore delle sfide. Dando un'occhiata così in soldoni, a me sembra che il girone ovest, di cui parleremo fra un attimo, vede le squadre più attrezzate. Però restando invece a questo est, Ormelle è una squadra pensata e strutturata molto bene, purtroppo ha perso per infortunio quasi, penso, per tutta la stagione Bovolenta. Una squadra molto, molto quotata è anche Feltre, che schiera anche i due fratelli Bettin, subito decisivi nella prima gara. Mentre le altre, Caorle ad esempio ha dovuto cambiare il playmaker a una decina di giorni prima dell'inizio del campionato, perché l'argentino Zarate ha rescisso il contratto e sono andati invece su un playmaker che comunque ha sempre fatto la Serie B come De Marchi. Quindi abbiamo detto del girone est, ecco qui i risultati anche del girone ovest, con Salzano che vince in casa contro Roncaglia 68-47, Petrarca Padova che perde in casa contro San Bonifacio 85-56, dunque ritorno in C-Silver vincente per la formazione veronese. Bella partita quella tra Altavilla e Carré, 68-63 la vittoria per i padroni di casa di Altavilla Vicentina. Reggiana invece vince contro Avano Montegrotto 60-45. Gio, qui dicevi le formazioni un po' più, diciamo, quotate della categoria. Io penso sempre pensando un po' a casa mia, a San Bonifacio, che comunque dove militano giocatori come Damiani, Croce, che hanno giocato sicuramente in categorie importanti che questo campionato possono fare la differenza come hanno fatto nella Serie D dominata da San Bonifacio prima del Covid. Per quanto riguarda San Bonifacio viene solo da dire, citando un film noto, scusate il ritardo, perché loro avevano letteralmente dominato la stagione di Serie D, ahimè, anche a spese della squadra che allenavo. Arriveremo anche lì, Gio. Però poi appunto non hanno mai potuto esordire nella categoria conquistata, perché ovviamente la C-Silver non si è disputata l'anno scorso. Sicuramente sicuramente San Bonifacio è la squadra più apprezzata, come dicevi te, grazie a dei giocatori di esperienza, Croce e Damiani, anche se ieri mi pare che il secondo miglior marcatore sia stato Bevilacqua, quindi questo giusto per aggiungere un giovane molto, molto interessante, decisamente interessante, diciamo, sì. È chiamato un po' alla stagione della consacrazione, ecco. Per quanto riguarda il Petrarca, che tra l'altro ha chiuso ieri sera la giornata inaugurale non certamente felice per le tre formazioni padovane, va ricordato che è una formazione molto molto giovane, che con lo stesso nucleo, il medesimo nucleo, partecipa anche ai campionati Under 19 e Under 17 d'eccellenza, e che, se non vado errato, ieri non schierava i due lunghi, uno maliano e uno serbo, che ha tesserato negli ultimi giorni, poche settimane fa, e che forse, non lo so di preciso, però potrebbero avere qualche problema di tesseramento per quanto riguarda il campionato senior.
Oltre appunto a San Bonifacio, due squadre molto attrezzate secondo me sono Carré, che pure ieri abbiamo visto ha perso in volata il derby con Altavilla, altra squadra strutturata e di esperienza, e soprattutto anche Salzano, che schiera un quintetto di categoria superiore, forse con l'unico dubbio che possa essere leggermente attempato. Loro ho visto che hanno ribattezzato, mi permetto di dire attempato, perché loro stessi nella foto negli spogliatoi nell'esultanza post partita hanno detto il carrello dei bolliti, si sono ribattezzati così, quindi insomma io la prendo per buona. Nel frattempo arrivano anche i primi commenti, li abbiamo già visti. Buonasera, prima all'inizio. Abbiamo i nostri super fedelissimi, in questo caso Claudio Bellà, aspettiamo sempre Caporese, che è uno dei nostri super affezionati a questa trasmissione, che andiamo avanti un po' arrivando per te, Gio, alle note dolenti, perché è arrivato il momento della Serie D, categoria dove tu alleni con una squadra sicuramente molto giovane. Prima di andare a vedere tutti i risultati, anche qui mi fermerei sulla formula, perché se nel campionato di C-Silver che abbiamo appena visto abbiamo solo 2 gironi, nel campionato di Serie D noi eravamo sempre stati abituati ad avere 2 gironi composti da oltre 10 squadre. Qui i gironi sono ben 4, quindi si fa ancora più complicata, diciamo, gli intrecci nella seconda fase. Campionato che ti interessa direttamente, cosa ti aspetti chiaramente, probabilmente conoscerai più il tuo girone, chiaramente, però anche qui solita domanda un po' monotona questa sera, però con tanti campionati che riprendono, purtroppo, diciamo, o meglio, per fortuna siamo costretti a farla. Cosa ti aspetti da questa stagione personale a livello di squadra, se vogliamo, e poi anche a livello generico? Invertirei i rapporti, nel senso che a livello generico, come ho detto anche in settimana e ieri nel pre-partita ai ragazzi, il fatto di poter tornare in campo è già un successo. E ieri, tra l'altro, la mia squadra ha affrontato un derby cittadino sul campo della Propace, e al Palasavio c'erano 100 persone, cioè il limite massimo di capienza del rispetto del 60% che è la capienza attualmente ammessa. Quindi da questo punto di vista è stato assolutamente un trionfo. Come dicevi giustamente te, il fatto di aver ulteriormente smezzato i gironi, cioè essere arrivati a 4 gironi, per lo più anche su base, oserei dire, provinciale o paraprovinciale, perché ad esempio nel girone che mi interessa direttamente siamo 7 squadre padovane su 8 e l'8ª è Rovigo. Rende ancora più interessante e ancora più equilibrato il tutto. Certo che i risultati di questa prima fase già creano una netta discriminante tra chi può ambire poi al sogno promozione o quantomeno al sogno playoff e chi invece dovrà sudarsi la salvezza. Venendo, non facendo uso privato di un mezzo pubblico, ma diciamo parlando della squadra che conosco meglio, cioè quella che alleno, noi quest'anno abbiamo completamente cambiato prospettiva, nel senso che ha un nucleo consolidato che aveva fatto molto bene, che si era conquistato la categoria negli anni. Abbiamo deciso di ripartire invece dalle forze del nostro settore giovanile. Questo è un può essere un rischio. Ieri in campo avevamo 2 2006, ce n'era un terzo che non è stato convocato perché nell'ultima settimana non si era allenato quanto gli altri. Non siamo stati neanche particolarmente fortunati perché avevamo cercato di individuare un paio di giocatori senior, un 99 e un 2000 peraltro, quindi non senior assoluti, e esatto, uno si è infortunato nel precampionato e lo rivedremo spero per Natale, e uno invece si è infortunato all'inizio del terzo quarto ieri, e anche lui al ginocchio, e vedremo, sperando che sia meno grave di quello previsto. Insomma. Quindi i nostri punti di riferimento purtroppo sono anche saltati. Infatti nella partita di ieri, onore a Propace che è sempre stata in testa, però se nel primo tempo c'era stata la partita, poi all'inizio del secondo, un po' per un break loro decisivo e un po' per aver perso uno dei punti di riferimento, ci siamo un po' sciolti, diciamo.
A proposito di giovani, in Serie D ho visto che ci sono tantissime squadre che hanno puntato sui giovani, USMI come hai sottolineato tu, XXL Pescantina che conosco molto bene io. Io credo che comunque dopo tanti mesi di astinenza dal parquet di gioco, dopo che si è rischiato comunque o meglio, dopo che i giovani, probabilmente gli ultimi anni di giovanili alcuni, sia importante farli partire comunque già da un'esperienza senior come state facendo voi di USMI o come stiamo facendo, come abbiamo detto, tanti altri, per cercare di far crescere comunque i giovani nonostante si sia perso del tempo, se vogliamo, a causa pandemia nel percorso giovanile che non è stato completato del tutto. Ripartire da un campionato senior comunque come la Serie D è sicuramente importante, perché se comunque già in Serie D si gioca contro dei giocatori che categorie superiori le hanno viste e come ci hanno giocato anche da protagonisti. Decisamente. Allora, il discorso pandemia, ci sono delle annate che sono state sicuramente penalizzate, tipo anche il 2001, che si sono ritrovati gioco forza senior saltando di fatto l'ultimo anno e mezzo di Esatto. formazione giovanile. Quest'estate la federazione regionale aveva anche ipotizzato un campionato under 23, secondo me poteva essere anche una discreta idea, purtroppo credo che non ci siano state proprio il numero di adesioni minime per poterlo fare partire. Come dicevi tu, la Serie D è un campionato in cui magari non di livello assoluto, però giocatori che hanno fatto categorie superiori ci sono, quindi ci si trova a scontrarsi con loro. E io non, insomma, tirando acqua alla categoria, tirando acqua al mulino della categoria, mi preme sottolineare anche che secondo me il livello degli allenatori nella categoria è molto alto, perché ad esempio penso al mio girone, appunto, che è quello che conosco meglio, però il CUS Padova è allenato da Michele Caiolo, che a Padova è quasi un'istituzione, Rovigo allenato da Maurizio Ventura, Mestrino allenato da Liberalotto, quindi insomma allenatori che qualcosa hanno già insegnato e che quindi portano sicuramente valore aggiunto al campionato. Allora andiamo a vedere quello che è successo nei gironi con tutti i risultati, partendo chiaramente dal girone A, che ha visto il Basket 2000 battere 62-47 Valbelluna, la Polisportiva Monastir che perde 54-65 contro Castelfranco, Silea che vince una partita tiratissima contro Priola 62-58, Istriana che vince una partita ancora più tirata, proprio due lunghezze contro Mota 70-68. Questi sono risultati della prima giornata del girone A del campionato di Serie D regionale. Nel girone B abbiamo Vigonza che batte Spignea 72-62, Castellana che vince 71-56 contro Roncade, Venezia che perde, scusate, 45-53 il derby contro l'Albisiana, poi il Jolly Basket che perde in casa contro Riviera 70-60. Qui arriviamo al girone del nostro Giovanni Pellecchia che vede Mestrino sconfiggere in casa il CUS Padova 69-62. Cittadella perde in casa contro Solesino 76-50. Solesino probabilmente una delle corazzate, correggimi Gio se sbaglio, di questa categoria. Come abbiamo detto, la Propace vince il derby contro l'Usmi 76-44. Rovigo che sconfigge Vigo Darzere 69-62. Nell'ultimo girone del campionato di Serie D maschile, nella prima giornata il Baster Verona è andato a vincere agevolmente sul campo della Vicentina Araceli 80-54, il Concordia Schio ha sconfitto Breganze 86-75, il Leo Basket ha perso in casa contro la Virtus Isola 82-61 e infine Pescantina ha perso sul campo di Vicenza 79-64. Allora abbiamo detto Solesino probabilmente una delle corazzate di questa categoria. In questo ultimo girone, quello veronese, c'è anche la Virtus Isola che sicuramente è una squadra competitiva dopo aver dominato letteralmente il campionato di promozione prima del scoppio della pandemia, giustamente è stata ripescata nel campionato di Serie D e ha battezzato il suo ritorno nella categoria con una bella vittoria sul campo di Leo Basket. Anche il Baster Verona
è una squadra sicuramente interessante. Diciamo, Gio, che è vero che tu hai perso comunque in malo modo, se vogliamo, passami il termine, la prima di campionato. Io non ero in panchina comunque, perché devo scontare la giornata di squalifica. Ecco, insomma, a proposito di allenatori, diamo il buon esempio con il nostro Gio Pellecchia. Dicevo, è vero che hai perso comunque in maniera pesante la prima, però non ti è neanche capitato un girone fortunatissimo con Solesino e la Propace stessa, insomma, un girone che per i giovani, dicevamo prima, è già importante come impatto con la categoria. Sì, lo dico qui ai ragazzi, non l'ho ancora detto, secondo me è il girone, cioè, il girone è assolutamente è forse il più attrezzato dei 4, perché sì, come dicevi te, Solesino, che tra l'altro ha avuto la sfortuna di perdere per infortunio il playmaker Brian Perez Hernandez, ma che recupererà sicuramente, ed è una squadra strutturata. La stessa Rovigo, magari con giocatori poco noti in Veneto, ma sono tutti giocatori che hanno fatto la C2 o la C1 in Emilia Romagna. La stessa Propace e anche e soprattutto Mestrino, che secondo me è una squadra molto molto lunga e appunto, come dicevo prima, allenato da Liberalotto, e quindi c'è una garanzia della qualità del lavoro che proporrà alla sua squadra. Nel frattempo arrivano... prego, vai. Tornando invece al girone che ti riguarda, cioè che conosci meglio tu, permettimi di salutare il ritorno nella categoria appunto di Isola della Scala, che all'epoca in cui allenavo a Limena abbiamo praticamente fatto un percorso comune dalla Serie D alla C2, poi ci siamo affrontati in C2, e che soprattutto da quest'anno, non so se anche l'anno scorso, ma poi l'anno scorso non si è giocato, è allenata da Gandini, che era invece uno dei punti di forza della squadra appunto negli anni in cui ci sono state delle rivalità. Io con loro, allenando il Limena, abbiamo vinto la finale dei playoff per poter essere promossi in C-Silver, e poi loro meritatamente sono andati a vincere poi quell'anno, nel 2017, lo spareggio con la prima del Trentino, che era la Junior Basket Bolzano, che abbiamo visto in precedenza. Tra l'altro ti confermo che allenava prima della pandemia in promozione già a Isola della Scala, e come avevo accennato prima aveva fatto una stagione veramente dominante, cioè una squadra che è imbattibile. Io ci ho giocato contro, e al di là a livello di nomi, perché i nomi comunque sono importanti, anche a livello di gioco si vedeva un'impronta importante da parte di un allenatore che comunque ha le sue prime esperienze, come segnavi tu, ha smesso di giocare proprio poco prima della pandemia, ed è sempre stato un giocatore molto intelligente sul parquet di gioco, che giustamente adesso sta provando, sta iniziando questa nuova carriera in panchina. Avete intravisto prima i saluti del grande assente, se vogliamo, di questa sera, che ricambiamo chiaramente i saluti di Matteo Valente, che ritroveremo comunque nelle prossime edizioni qui di Monday Basket. Abbiamo parlato di Serie D, di tutti i campionati maschili, ne resta solo uno che riprenderà però questo fine settimana, perché venerdì torna anche la promozione, anche qui con una formula tutta nuova, 8 i gironi della promozione, ogni girone suddiviso in 8 squadre, quindi anche qui questa nuova formula, diciamo, derivata dal post-Covid, che continua a prendere piede. Una promozione che chiaramente è stata divisa in 8 gironi per vicinanza, diciamo, territoriale. Ad esempio le squadre veronesi sono affiancate, diciamo, a quelle vicentine. Le padovane hanno, mi sembra, anche un girone tutto padovano. Vado però a memoria. Allora, Padova ne gestisce due, ovviamente con alcune squadre rodigine, poi però diciamo la provincia di Padova, perché Padova sono 19 formazioni in totale, infatti alcune tipo Piombino Dese, tipo Olimpia Campo San Piero, sono dovute anche migrare in altri gironi. Ecco, quindi insomma la settimana prossima avremo anche il focus con la promozione, e lì saremo davvero al completo, anche perché adesso passiamo un po' a parlare anche di femminile. È ripreso il campionato di Serie B femminile, manca la C femminile, che però, come la promozione, riprenderà in questa settimana. Prima di andare a parlare, abbiamo fatto in campo maschile i campionati direttamente regionali, in campo femminile facciamo sempre una panoramica su quello che è successo in campo nazionale, dove
In Serie 1 Schio ha battuto il Gea 76 a 58, mentre nel derby Venezia contro San Martino di Lupari le padovane hanno comunque cedutosi le armi, ma con grandissimo onore, alle campionesse d'Italia della Reyer Venezia 81 a 68. Non so, Gio, se vuoi aggiungere qualcosa sulla prestazione di San Martino, andiamo avanti, dimmi tu. Mi sembra che siano state in partita per siano Esatto. state ampiamente in partita per almeno 3 quarti. Mi piace sottolineare che mi sembra la miglior marcatrice tra le lupe sia stata Marcella Filippi, cioè la veterana, e poi però diciamo che i valori sono emersi alla distanza e Reyer ha fatto suo il derby. Tra l'altro Marcella Filippi fresca di Olimpiadi in estate con il 3x3 che ha esordito in quest'estate alle Olimpiadi a Tokyo 2020, quindi una grande soddisfazione comunque anche per San Martino di Lupari avere come capitano, non solo come giocatrice, un atleta come Marcella Filippi, che ha vinto anche il mondiale del 3x3. Tornando al campo, in Serie A2 invece anche qui non bellissime notizie per le formazioni venete, con Treviso che perde anche all'esordio in Serie A2 casalingo contro il Basket Club Bolzano 68 a 51, seconda sconfitta consecutiva anche per Vicenza 69 a 49, perde ancora anche la Mep Pellegrini Alpo Basket in casa, ha preso una risata, mi devo dirla, a Brescia 75 a 57, mentre la formazione che sembra essere partita meglio nonostante la sconfitta contro la corazzata, la Super, il Dream Team del basket femminile, il basket team Crema 88 a 59 al finale, Pontano Basket che comunque nonostante il punteggio se l'è giocata per buona parte della partita. Poi come abbiamo detto per San Martino di Lupari i valori di Crema sono usciti alla distanza. Mi soffermo come al solito sulla partita dell'Alto Basket che ha avuto un inizio complicato, 2 partite complicate da vigilia, quella con il nuovo esordio e l'esordio casalingo questo weekend contro Brescia, che ha visto la ragazza di Coach Soave toccare addirittura il meno 27 con un Alto Basket, però ha detto è un po' martellato dagli infortuni, con Alessandra Franco che ha un problema al ginocchio, Marangoni che ha un problema alla spalla. Chiaramente questa non può essere una giustificazione, però comunque i risultati sono condizionati anche da questo. Peccato invece Treviso che sta facendo fatica a ingranare almeno queste prime uscite in Serie A2. Chiudo la parentesi della Serie A2 femminile per dire che ci sarà un derby anche per FIP Veneto, meglio per l'ufficio stampa di FIP Veneto questo weekend, perché l'Alto Basket andrà in trasferta a Ponzano, dunque ci sarà Valente contro Miceli in questa insomma sfida che ogni anno si ripete. Ma allora adesso torniamo veramente a noi parlando del campionato di Serie B. Adesso con come al solito il bello della diretta cerchiamo di ok, eccoci qui il girone B, scusate, la Serie B, anche questa femminile suddivisa in 2 gironi. Il girone Est, dove la cestistica triestina ha sconfitto 54-34 Muggia, e la sistema rosa Bolzano ha perso in casa contro un'altra triestina, ovvero la Futurosa, che vince 76 a 60. Bella la partita tra il basket spresiano e il Cusignacco, 64 a 61 la vittoria per Spresiano, che è salita di categoria. L'anno scorso era in Serie C, ha acquisito i diritti per partecipare a quest'anno al campionato di Serie B, mentre Marghera vince contro Casarsa 57 a 36. In questo girone, Gio, permettimi di andare un po' lungo perché sul femminile ci penso un po' più io, diciamo, ecco. Marghera sicuramente è una squadra che dopo essere retrocessa 2 stagioni fa, quest'anno ha fatto anche un mercato importante con il ritorno di Marta Granzotto, è sicuramente una delle favorite. Qui c'è molta curiosità di vedere le triestine all'opera oltre che Bolzano, ma soprattutto c'è voglia di scoprire quello che potrà fare una squadra come Casarsa, che non sempre insomma si è vista in questa categoria, però chiaramente l'esordio è stato complicato contro Marghera. Passando al girone Ovest, dove vediamo il basket rosa Bolzano che vince 52 a 28 contro Sarcedo che è la squadra che ha ceduto i titoli della Serie A2 a Treviso. Montecchio Maggiore perde in casa contro l'altra corazzata di questa categoria, il Rodigium Basket. Gattamelata vince 51 a 40 contro Junior Basket San Marco e le Lupe vincono 62 a 55 contro Abano. Qui Gio, le padovane
non sono andate malissimo in questa prima giornata di Serie B. Beh, per la Melsped Gattamelata era l'esordio assoluto nella categoria e diciamo, l'ha bagnato nel migliore dei modi. Tra l'altro Elisa Pilli, che era stata uno dei fattori per la promozione l'anno scorso, si è confermata con una partita da doppia doppia tra punti e rimbalzi, mentre le Lupe San Martino, che diciamo hanno ereditato la squadra retrocessa dalla 2 e la squadra che aveva perso appunto la finale di Serie C l'anno scorso nel derby con Gattamelata, ed è una squadra molto molto giovane, come nella tradizione di San Martino di Lupari, ha avuto la meglio sul Terma Labano, che invece era un po' la veterana di questa categoria tra le padovane, un derby sempre condotto dalla squadra di casa, anche se senza mai però riuscire a dare quell'allungo decisivo che magari poteva dare un po' di tranquillità in più, però poi portato a casa meritatamente. Invece, come detto, la C femminile partirà questo weekend. Per la C femminile vediamo in diretta, rispetto alla promozione ci sono meno gironi, quindi approfittiamo anche per vedere quello che sarà la prima giornata di questa categoria, con anche qui la suddivisione dei soliti 2 gironi. Il girone est vedrà Conegliano ospitare la Canestro Motta, Mestrina ospiterà il CUS Padova, Noventa ospiterà la Virtus Venezia e le Giovani Lupe sempre presenti in campo femminile in tutte le categorie quest'anno, a parte la Serie 2, come ha accennato prima Gio Pellecchio, ospiterà la Mirano del nostro Matteo Valente. Nel girone ovest invece abbiamo ok, scusate, mi sono perso io. La Cestistica Rivana ospita il Vittoria Basket San Bonifacio, lo Sport and Fun ospita Belvedere, il Garda Basket ospita il Charlie Basket e il Centro Mini Basket Alpo sfiderà la S Vicenza. Qui, a proposito di giovani che abbiamo fatto per il basket maschile, Gio nel basket femminile si è sempre, diciamo, basato sulla linea verde, sulle nuove leve, e il campionato di Serie C è sempre stato un po' il campionato in cui tanti talenti si sono mostrati al basket femminile. Insomma, cominciare da una Serie D per il maschile e una Serie C per il femminile sicuramente è importante, anche perché entrano squadre di livello di A2, giovani di livello come di A2, come Vicenza, che abbiamo visto in precedenza, sicuramente alza un po' l'asticella di questa categoria. Decisamente. Nel femminile addirittura oserei dire che ci sono le seconde squadre, no, di società che sono già appunto o in A2 o in Serie B. Questo vuol dire che spesso il nucleo stesso o quantomeno alcune giocatrici sono già nel nucleo della 2 e poi partecipano al loro campionato di riferimento, che è la C femminile, e questo alza indubbiamente l'asticella e anche il valore stesso delle ragazze. L'età media di alcuni gruppi è veramente molto bassa, si parla di quasi under 15, under 16 e quindi non possono che avere da qui in avanti non possono che fare dei progressi e avere margini di miglioramento. A proposito di campionati giovanili, oggi o comunque in settimana cominciano i campionati eccellenza, di cui abbiamo fatto un focus nella prima, diciamo, puntata stagionale di Monday Basket, di cui abbiamo già visto il calendario, la forma, insomma tutto quello che succederà. Per quanto riguarda gli altri campionati giovanili, stanno piano piano arrivando i calendari alle mail di tutte le società, piano piano riprenderanno anche tutti i campionati giovanili. Insomma, è stata un po' una puntata all'insegna del ritorno sulla parquet di gioco di tutte le categorie, dai senior alle giovanili, e chiaramente questo non ci può che far piacere. Gio, abbiamo parlato tanto di giovani a livello senior, siamo in un anno particolare perché è l'anno del centenario della FIP. Vincere un campionato d'eccellenza che comincia, come detto, oggi e andrà avanti nel corso della settimana con la prima giornata nell'anno del centenario può essere un vanto ulteriore per questi giovani talenti che comincia la stagione, e qui facciamo un grande in bocca al lupo. Sicuramente un titolo è sempre una grande soddisfazione. Io ad esempio dal mio punto di vista ho il rammarico, ma spero di poterci tornare, di non avere titoli provinciali, mentre ho, per dire, 2 titoli regionali di eccellenza,
Scusa se ti interrompo, Gio, stai parlando con uno che ha perso 5 finali provinciali, quindi Benissimo, allora, ti capisco bene. allora siamo decisamente in buona compagnia. Però vabbè, cioè, le finali bisogna anche, bisogna anche raggiungerle, Esatto. quindi insomma. Tornando invece ai campionati d'eccellenza, va detto che quest'anno finiscono appunto con un titolo, diciamo, regionale esteso anche al Trentino, quindi anche questo porta sicuramente maggiore pathos alle partite che si giocano. È un piccolo passo indietro rispetto magari a qualche anno fa, che c'erano già, soprattutto a livello under 19, delle fasi incrociando le altre regioni. Allora, noi abbiamo, come abbiamo visto tutti i campionati, ringraziamo Guido Reghini dei complimenti, grazie mille per essere stato con noi questa sera. Io vi ricordo, mi raccomando, di seguire i social, il nostro sito, il nostro blog www.palla2.it per tutte le informazioni, tutto quello che c'è da sapere, tutte le notizie della società, tutti i resoconti scritti con anche la nuova rubrica di Serie D, di Serie B, scusate, chi ride, chi piange, cura proprio il nostro Gio Pellecchia. Insomma, tutto quello che c'è da sapere sul basket Veneto lo trovate anche lì. Seguite chiaramente tutte le informazioni anche sul nostro sito ufficiale, seguite i nostri social, soprattutto seguiteci lunedì prossimo, sempre qui con Monday Basket dalle 21. Questa sera siamo andati un po' più corti, però insomma tendenzialmente un'oretta vi teniamo compagnia. Avremo anche probabilmente un ospite settimana prossima, quindi ringrazio innanzitutto Giovanni Pellecchia per essere stato con me anche questa sera. Grazie a te, Gio, per la ottima conduzione della trasmissione, e un saluto a tutti. Grazie Gio, e allora come detto ci vediamo lunedì prossimo e grazie ancora, buona serata a tutti.